e benvenuti a questa edizione. Vediamo subito i titoli. In arrivo il maltempo, allerta gialla su Siracusa e Ragusa. Intanto l'Etna imbiancato si risveglia con un'intensa attività stromboliana. Le corse di Santo Stefano il giorno dopo Natale, c'è chi cerca di smaltire i chili di troppo e chi si affretta a cambiare i regali. La leggenda di Eliodoro anima il prospetto di Palazzo degli Elefanti. Il videomapping Pietra canta ha emozionato il pubblico di Piazza Duomo a Catania. Sanità al collasso, i sindaci di 4 comuni del Palermitano denunciano carenza di medici e presidi sanitari sguarniti. Solo traghetti privati sullo stretto di Messina sotto le feste, ma la causa sono i lavori sulla banchina di approdo. Canti gospel al Teatro Garibaldi di Modica, un viaggio nella musica spirituale black. Calcio, Santo Stefano di lavoro per il Palermo che aspetta domani al Barbera il Padova. Diverse le assenze in casa rosanero. Il mercato tiene banco nei giorni di festa e il Catania è una delle più attive insieme alla Salernitana. Santo Stefano dal meteo instabile, in arrivo nelle prossime ore pioggia, mentre l'Etna si risveglia e offre lo spettacolo di un'intensa attività stromboliana. Sentiamo Desiree Ferlito. Santo Stefano graziato dal meteo. Dopo le piogge dei giorni scorsi il tempo concede una tregua, regalando una giornata più o meno soleggiata, ma a quanto pare non durerà molto. Il cielo già nuvoloso si prepara a piogge anche intense a causa di un impulso di aria fredda proveniente da est. Pioverà soprattutto nel Siracusano, nel Ragusano dove è stata diramata l'allerta gialla e molto probabilmente in serata anche a Catania. Queste correnti orientali che hanno dominato il periodo di Natale verranno sostituite da venti un po' più freddi provenienti da nord-ovest, ovest-nord-ovest che faranno aumentare la variabilità soprattutto lungo le coste tirreniche, con il rischio di piogge sparse lungo l'area fra il Palermitano e il Messinese. Mentre sul resto dell'isola cielo sereno con qualche nuvola. E se la fine del 2025 sarà bagnata, l'inizio del 2026 sarà caratterizzato dal freddo. Le temperature scenderanno su tutta la regione fino a raggiungere in alcune aree i 9 gradi. E basta qualche grado in meno perché l'Etna si svegli ammantato di bianco. Il vulcano, dove è in corso un'intensa attività stromboliana al cratere nord-est con lancio di materiale incandescente, da qualche giorno appare in veste natalizia con neve fino alle pendici. A contrastare il bianco della neve c'è la cenere lavica. La nube eruttiva viene portata dal vento in direzione nord-est con ricadute su Taormina e Piano Provenzano. E il giorno dopo Natale si corre per smaltire i chili di troppo e per cambiare i regali. L'esercito degli insoddisfatti avanza in via Etnea. Sentiamo Tonino De Mana. Quante calorie abbiamo bruciato? Non lo so, onestamente non lo so. Si corre sul lungomare per smaltire i chili di troppo, si corre in via Etnea per cambiare i regali di Natale. A Catania, Santo Stefano all'insegna della tradizione e mattinata che scivola via tra sport, shopping, gastronomia e cultura. Cielo coperto, sole a sprazzi, occhio all'orologio, meno frenesia della vigilia e più voglia di godersi la giornata di festa per un ponte che fa felici gli operatori turistici e non solo. Attira sempre l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, che nel cuore di piazza Stesicoro fa da richiamo anche per uno sguardo dall'alto. Valigie e trolle in mano, c'è chi va e chi viene, ma via Etnea resta sempre il cuore dello shopping, anche se oggi il termine prevalente è cambiare. Purtroppo sì, purtroppo sì. Cosa stai cambiando? Si tocca un po' di vestitini da bambino. Tendenzialmente si cerca di cambiare sempre il regalo dopo, ma perché non piace, ma perché comunque è troppo natalizio. Con una probabilità del 90% sono sempre cambiati. Altro termine prevalente è mangiare. E dopo questo arancino cosa si fa? Dopo questo arancino sicuramente facciamo una bella passeggiata in via Etnea e poi al rientro si va a pranzo. Ancora? Assolutamente sì. Il dopo feste a Catania, le grandi abbuffate, cosa ha mangiato? Ma quanto tempo avete? Non solo a tavola con le tradizionali abbuffate, ma anche seduti comodamente al bar o in piedi. Un po' di corsetta o ginnastica all'aria aperta fanno sempre bene. Un po' di sport all'aria aperta per poter essere pronti a mangiare di nuovo
a Santo Stefano, alla vigilia e a Capodanno. Del resto ci attendono altre feste ed altre scorpacciate. Chi corre per cambiare regali? Chi corre per smaltire? Voi per che cosa correte? Stiamo cercando ancora di capirlo. La leggenda di Eliodoro e dell'Iotru, l'elefantino catanese, ha animato il prospetto di Palazzo degli Elefanti con un suggestivo video mapping. Emanuela Corsi. Eliodoro, un potentissimo mago. La leggenda di Eliodoro e dell'Iotru, simbolo della città di Catania, raccontato e proiettato sul prospetto di Palazzo degli Elefanti. A Natale il videomapping Pietra Canta ha emozionato cittadini e visitatori con uno spettacolo di luci, musica e storia nel cuore del barocco catanese. La leggenda narra che Eliodoro, mago astuto e dispettoso, scolpì un elefante dalla lava dell'Etna e gli diede vita, cavalcandolo per la città per compiere le sue malefatte. L'elefante, chiamato Ucavaddu di Liotru, cioè il cavallo di Eliodoro, permetteva al mago anche di spostarsi istantaneamente tra Catania e Costantinopoli. Fu il vescovo catanese Leone II a fermare le sue malefatte, sfidandolo a superare una prova sui carboni ardenti. Mentre il vescovo passò indenne, Eliodoro fu bruciato vivo, scomparendo tra le fiamme e lasciando l'elefante pietrificato per sempre. Da qui nasce il mito dell'Iotru, simbolo della città di Catania. Il videomapping Pietra Canta prosegue fino al 28 dicembre con proiezioni ogni 30 minuti a partire dalle 17:30. Le musiche evocative e la voce narrante di Ruggero Sardo accompagnano ogni proiezione, contribuendo a creare l'atmosfera natalizia in una delle piazze simbolo della città. Ma non tutti sono più buoni a Natale. A Messina, proprio la sera della vigilia, mentre tante famiglie si scambiavano gli auguri, una moglie ha accoltellato il marito. È successo in un'abitazione di Faro Superiore, dove è scoppiata una tremenda lite. Presa dalla furia, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il marito, che è finito in ospedale. I carabinieri hanno arrestato la donna per tentato omicidio. Andiamo adesso ad Ortigia, dove ci sono tanti turisti alla scoperta dell'isola tra monumenti e cucina tipica. Francesco Aloi. Adesso siamo all'isola di Ortigia, arriviamo fino al castello, fino alla punta, e per il cibo ci stiamo facendo ispirare sul percorso. È un tour tra monumenti e sapori. Santo Stefano a Siracusa è un mix tra nuvole, pioggia e qualche spiraglio di sole. Ma questo non frena i turisti in giro per le vie di Ortigia. Un centro storico meraviglioso e dà la possibilità di passeggiare lungomare, è una cosa indescrivibile. Mi ha colpito il mare, la città, il Duomo, il castello, tutto bello e si mangia benissimo. Si scattano foto, ma lo sguardo va oltre il cellulare. Gli occhi infatti sono tutti per i palazzi e naturalmente per gli addobbi natalizi. Lei arriva dai Paesi Bassi. Cosa ne pensa di Siracusa? È bellissima, tutta la città è meravigliosa. Quindi appunto arrivate il 30 per Capodanno e partirete il giorno 3? Le presenze in città sono nella media. I turisti ci sono, ma il boom è atteso per Capodanno. A confermarlo è il presidente di Noi Albergatori, Giuseppe Rosano. Da domani si prevedono, almeno stando alle prenotazioni, un afflusso di italiani, corregionali e stranieri veramente notevole. E quindi sarà un Capodanno che molta gente ha scelto di trascorrere a Siracusa, nella nostra città. E intanto chi è già in città ha le idee abbastanza chiare, almeno su cosa mangiare. Sicuramente mangeremo l'arancin, che non si sa ancora se fare la O o la finale, comunque li abbiamo assaggiati la settimana scorsa, erano buonissimi, a Novara chiaramente, qua hanno un gusto sicuramente migliore. Presidi sanitari abbandonati in 5 comuni dell'Interland di Palermo, dove mancano i medici, chiudono i consultori e le guardie mediche. Sentiamo Maglio Viola. Mancano 300 medici nella sanità siciliana ed a pagarne le spese sono i servizi di continuità assistenziale e di emergenza. Lo denunciano 5 sindaci del Palermitano con una lettera inviata alla regione siciliana e alla SPSEI di Palermo, con la quale segnalano lo stato di abbandono delle guardie mediche e dei PTE, i presidi territoriali di primo soccorso, nel distretto 39. A chiedere un intervento immediato sono proprio i sindaci dei comuni di quel distretto, ovvero Bagheria, Santa Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Casteldaccia. Il punto territoriale
territoriale di emergenza di Bagheria, scrivono i primi cittadini, a causa della cronica assenza di medici si ritrova spesso con il solo personale infermieristico a gestire tutta l'utenza, una situazione che costringe i cittadini a riversarsi nei già congestionati pronto soccorso degli ospedali di Palermo. I sindaci denunciano inoltre la chiusura della guardia medica di Aspra e del consultorio familiare di Porticello. Per quest'ultimo non si hanno certezze sui tempi di riapertura. Infine sottolineano le inefficienze nella casa di comunità di Bagheria con personale sottodimensionato che non riesce a garantire né le visite mediche domiciliari né la risposta telefonica alle emergenze. I primi cittadini comprendono la carenza di medici, la difficoltà di reperirne, ma denunciano una situazione di grave rischio oltre che di disagio e chiedono un intervento immediato. Solo traghetti privati sullo stretto sotto le feste tra Messina e Villa San Giovanni. Vediamo che cosa sta succedendo con Francesco Triolo. A Natale non ci sono collegamenti pubblici tra Villa San Giovanni e il porto storico di Messina, quello in centro città, ma sono operativi solo quelli per Tremestieri. La segnalazione arriva dal comitato No Ponte Capopeloro e ha sollevato nuove polemiche sul trasporto marittimo tra Messina e Villa San Giovanni. Il comitato fa riferimento alla tratta attiva dal 17 dicembre tra Villa San Giovanni e Messina Tremestieri, ritenendola una limitazione e parlando di monopolio privato. Ma per spegnere qualsiasi polemica è sufficiente scorrere indietro sui comunicati di Bluferris sino al 6 ottobre. La società effettua il traghettamento in maniera continuativa da Tremestieri a Villa, salvo ad agosto o in altre occasioni, su richiesta della prefettura, magari per esodo e controesodo, effettuare le corse anche dal Porto Vecchio in centro città. Dal 13 ottobre per 60 giorni, recitava la nota di Bluferris, le navi sarebbero partite sempre in direzione Tremestieri da Reggio anziché da Villa per i lavori dell'autorità portuale sulla banchina zero utilizzata dalle navi Bluferris. Conclusi i lavori, l'approdo calabrese, come da nota sempre di Bluferris, dal 17 dicembre è ritornato ad essere Villa San Giovanni, secondo la rotta che viene seguita tutto l'anno dalle navi del gruppo FS. Lite tra parenti si trasforma in rissa dentro un supermercato di Catania. Tra gli scaffali una coppia di trentenni si imbatte nell'ex cognata che comincia a insultarli. Per tutta risposta i due la aggrediscono a schiaffi, spintonandola e afferrandola per i capelli. La donna è finita in ospedale, l'uomo è stato arrestato anche perché dopo la lite ha aggredito un poliziotto intervenuto. Nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania la polizia ha setacciato diverse strade in via Eolia. I cani antidroga hanno trovato droga nel vano dell'ascensore di un condominio, cocaina e marijuana, oltre a delle cartucce. Operazione anticontraffazione dei carabinieri di Catania che in un controllo in via San Gaetano alla Grotta hanno denunciato 2 cittadini stranieri in possesso di 35 giubbotti con loghi contraffatti di marche di lusso. In una successiva perquisizione a casa dei due sono stati recuperati altri 137 capi di abbigliamento che erano prossimi alla contraffazione. 7 anni fa, il 26 dicembre del 2018, la terra tremava a Zafferana Etnea in provincia di Catania dopo una giornata di festa. Alle 3 del mattino la scossa, localizzata a solo 1 chilometro di profondità, epicentro Fleri. 9 i paesi colpiti, 2.000 abitazioni dichiarate inagibili, responsabile del sisma la faglia di Fiandaca. Ancora visibili segni sull'asfalto e su alcune case, ma la ricostruzione va avanti. Oltre il 90% delle pratiche di ricostruzione privata sono state accettate, mentre per la chiesa simbolo ci vorrà invece ancora del tempo. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Le saline di Trapani candidate a patrimonio dell'UNESCO, il sito dedicato alla tradizionale estrazione del sale è anche habitat naturale per diverse specie di uccelli migratori. Laura Spanò. Rappresentano uno spettacolo unico in Sicilia, sono le saline di Trapani, Paceco e Marsala, una scacchiera di vasche di sale che fa parte della riserva naturale gestita dal WWF. Proprio questo territorio unico nel suo genere è candidato a riserva della Biosfera MAB UNESCO. Qualora le saline dovessero ottenere questo ambito riconoscimento, si aprirebbero le porte a nuove opportunità per la tutela ambientale e la promozione di un turismo sostenibile e destagionalizzato, diventando
diventando l'unico esempio sull'isola di riserva della biosfera. Nate da secoli di tradizione estrattiva, sono molto più che semplici luoghi di produzione del sale, sono veri e propri laboratori naturali, celebri per i loro mulini a vento, i colori cangianti al tramonto e l'habitat per fenicotteri e altri uccelli migratori, e rappresentano un perfetto connubio tra produzione tradizionale di sale, natura e storia. Una costa dove si uniscono bellezze naturali e tracce di un passato unico. Visitarle è come fare un viaggio indietro nel tempo. Impossibile oggi calcolarne le ricadute positive, che sarebbero ingenti, capaci di stravolgere i flussi già importanti del territorio. Mantenere e curare queste aree, sviluppandone le positività e le economie, diventerebbe così un obbligo anche per chi verrà dopo. Black Gospel, un viaggio lungo le sonorità della preghiera al Teatro Garibaldi di Modica. Veronica Barbarino. Il black gospel americano conquista Modica. Sul palco del Teatro Garibaldi, Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche e conosciute della musica spiritual internazionale. Con lui 6 artisti tra cantanti e band per uno show ricco di energia e divertimento. Voci potenti e vellutate per un vero e proprio viaggio musicale nel tempo. Lo show parte dal periodo degli schiavi fino ai giorni d'oggi, passando attraverso periodi bui e anche felici con i gospel, e ovviamente c'è anche tutta una sezione di Natale, proprio perché a lui piace moltissimo il periodo di Natale. Una gospel experience con cui diffondere la parola di Gesù Cristo con entusiasmo, ironia e profonda umanità. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio. Santo Stefano di lavoro per il Palermo, che domani alla Barbera sfida il Padova per l'ultima gara del 2025. Diverse le assenze in casa rosanero. Marco Gullà. 3 punti per chiudere bene il 2025 e sperare che il 2026 possa essere l'anno della svolta. Il Palermo domani al Barbera contro il Padova vuole cancellare il mezzo passo falso di Avellino e rimettersi in carreggiata. I rosanero devono però stare attenti alla pericolosità dei veneti, che hanno fatto molti punti lontano dall'Euganeo e sperano di rientrare nella corsa playoff. Guardando ai precedenti, sono 27 le sfide tra Palermo e Padova in Sicilia, con un netto predominio dei padroni di casa. Sono infatti 16 successi rosanero a fronte di 5 vittorie biancorosse e 6 pareggi. Inzaghi dovrà reinventare la difesa, assenti Diachité e Bani per squalifica. Inoltre sono da verificare le condizioni di Beresischi e Pierozzi, che hanno saltato l'ultima gara in Irpinia. Si proverà fino all'ultimo a recuperarli in extremis e giocheranno se riusciranno ad esserci, ma Inzaghi sta valutando eventuali alternative. Senza il polacco potrebbe giocare Peda a destra e al centro uno tra Ceccaroni e Veroli o l'adattato Blen. A destra invece Giassi si gioca una possibile maglia da titolare. Per il resto confermato il centrocampo composto da Ranocchia e Segre, con a sinistra la presenza di Augello. A supporto di Joel Poyampalo ci saranno ancora Palumbo e Ledoron. Per Matteo Brunori invece si profila l'ennesima panchina in quella che potrebbe essere la sua ultima partita come giocatore del Palermo. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Il mercato tiene banco nei giorni di festa e il Catania è una delle squadre più attive insieme alla Salernitana. Francesco Triolo. Che Catania sarà il 4 gennaio nella trasferta di Foggia? Arriverà qualche rinforzo in tempo? Mimmo Toscano avrà a disposizione gli stessi giocatori che hanno concluso il 2025? È la domanda più ricorrente sotto l'albero di Natale. Il calciomercato invernale aprirà i battenti solo tra qualche giorno, ma oltre lo splendido primo posto si discute anche di nuovi acquisti e cessioni e duelli, perché se sul campo la sfida è quella col Benevento, sul mercato si riaccende quella con la Salernitana di Daniele Faggiano, una delle più attive. Come in estate i due club si stanno muovendo per rinforzare gli organici. Il Catania per esempio è un passo da Giovanni Bruzzaniti del Pineto per sostituire l'infortunato Ciccerelli, mentre la Salernitana, per dare a Peppe Raffaele un'alternativa all'inglese, sta cercando di avere Facundo Lescano.
ormai scivolato in panchina nelle gerarchie irpine. Ad Avellino c'è anche il difensore Manzi in uscita, sul quale il Catania, se dovesse andare via Martic, potrebbe fare un pensierino. Smentita una possibile cessione di Stop e Caturano. La punta, secondo il regolamento, tra l'altro, non ha alternative che tornare al Potenza, visto che ha già indossato in questa stagione le 2 maglie. Piuttosto invece il Catania deve trovare una collocazione per i 2 giocatori fuori lista, De Rose, che potrebbe tornare a Cosenza, e Luperini, per il quale sembra essersi fatto vivo il Gubbio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata di Santo Stefano.